Questo servizio è offerto da www.licatalive24.it. L'informazione che mancava. È finita. Dopo 28 giornate anche la matematica si colora di giallo-blu. Quest'oggi il Licata abbandona l'eccellenza e ritorna in Serie D con 2 giornate di anticipo, vincendo con un perentorio 3-0 contro la Parmonval dell'ex Pietro Tarantino, davanti a un pubblico che ha superato le 4.000 presenze. In una bellissima giornata di sole, l'ideale per festeggiare davanti ai propri tifosi, i gialloblu sono orfani del solo Mustafa. Al suo posto fa l'esordio al primo minuto Maurizio Vella, che risulterà decisivo. Ma non sono tutte rose e fiori, il Licata parte molto contratto e si nota un certo nervosismo che aleggia tra gli aquilotti, che commettono diversi errori in fase di impostazione. Al 9° minuto, su un disimpegno errato di Semprevivo, ne approfitta Butera, ma la sua conclusione non c'entra allo specchio. Il Licata esce alla distanza e al 16° all'occasione per passare in vantaggio. Di Somma incanta sulla destra con le sue finte, cross in mezzo per Bernardo che fa da torre, Uniemi da pochi passi calcia alto. Passano altri 3 minuti e sempre da una fiammata di Somma arriva un delizioso assist di Bernardo che in spaccata non inquadra la porta. Al 22° ci riprova Butera su un errore di Armenio, ma il tiro finisce fuori. Nell'azione successiva ci prova Rappa, ma Fagone fa buona guardia. Sul capovolgimento di fronte Di Somma imbecca Bernardo che ci prova al volo, ma la mira non assiste l'ariete giallo-blu. Al 33° ci riprova Bernardo, ma stavolta il suo colpo di testa su cross di Vella finisce alto. Al 40° altra ghiottissima occasione per il Licata. Uniemi vede l'inserimento di Somma, l'assist è perfetto ma l'attaccante sbaglia il più facile dei gol. Allo scadere la Parma va là un'occasionissima per passare in vantaggio. Butera calcia a colpo sicuro, ma l'intervento di Fagone è superlativo, nonché salva il risultato. Sulla ripartenza Bernardo ha la palla per chiudere il primo tempo sull'1-0, ma Versace respinge con i pugni e la seconda conclusione finisce alta. Il primo tempo finisce dunque 0-0. Tutti si aspettano un Licata aggressivo nella ripresa, alla ricerca della vittoria, e ci pensa Vella ad accontentare tutti. Sempre Di Somma inventa dalla destra un assist perfetto per l'esterno sinistro che ha tutto il tempo per sistemarsi il pallone e battere Versace, facendo esplodere il numerosissimo pubblico del Liotta. La risposta della Parmonval sta in un tiro da lontano di Paterniti che finisce di poco a lato. Al 66° altra occasione per Bernardo che ben servito a Di Somma calcia a botta sicura, ma Versace ci mette il piede. Ci prova subito dopo Vella, ma anche questa volta Versace risponde con i pugni. Napoli mischia un po' le carte, dentro Iannello e Petrolà, fuori Uniemi e Bernardo. E subito l'attaccante palermitano trova la rete. Minuto 72, ennesima sgroppata sulla destra di Somma, cross in mezzo per Vella che tira ad incrociare. Sulla traiettoria si trova Ezio Petrolà che devia quel tanto che basta per battere Versace. Per chiudere la gara in bellezza arriva anche il terzo gol, con la firma di Giovanni Butticè, che su corner segna con un preciso colpo di testa. Poi si attende solo il fischio finale, che quando arriva dà il via alla grande festa. Fabrizio! Dai che si prova Fabrizio, che si prova! È una bellissima sensazione aver festeggiato in casa e ora ci godiamo la festa meritata. Che si prova Presidente, non so dove è la telecamera, comunque... Niente Pino che si prova che questo lo doveva alla città. E il Presidente Santa Maria mantiene sempre la parola. Ma per la candidata di nuovo. Per la seconda volta, Presidente. Per la seconda volta vuol dire che la storia del Licata Calcio si lega di più a un Santa Maria. E speriamo che ce ne siano tanti Santa Maria, Pino. Bravo Presidente. Mister!
Mister, che si prova, mister? Non dico che la stessa gioia del 5-6 1988. Lì era una categoria totalmente diversa, questa è una Serie D che può essere anche un inizio oppure le basi per poter programmare qualcosa di importante anche per il futuro. Sì. Dedica. Principalmente, se mi permettete, uno zio mio speciale che è Peppe Calamita, che è deceduto qualche settimana fa, e poi, se mi permettete, non lo metto come in secondo piano, ma alla mia famiglia, che è stato un anno di grandi sacrifici, e se mi permettete lo dedico a mia moglie e ai miei figli, che meritano veramente tanto. Grazie mister.